cambierà. Lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la Gli angeli di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi Discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio di Antiochia, San Lorenzo, Santa Perpetua e Felicita, Sant'Agnese, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, San Martino, San... Mi sono preoccupato non tanto di recuperare la struttura fisica, anche quella è stato fatto, quanto piuttosto anche la storia di questo luogo. Come dice Maria nel suo cantico di lode, il Signore riesce a fare grandi cose, trasformando quelle cose piccole e umili in cose grandiose. Questa è una cosa che dobbiamo sapere, che questo piccolo santuario in realtà ha una grande storia. L'ho scoperta perché, oltre a riparare un po' le pietre, le finestre, le porte, eccetera, ho cercato di recuperare tutto quanto era stato scritto nel passato su questo luogo. Ho passato anche delle nottate a trascrivere testi scritti a mano, messi alla rinfusa, poi riorganizzati, riordinati, e ho scoperto una storia meravigliosa. Questo luogo è soprattutto luogo di conversione. Di solito quando si pensa ai santuari si pensa sempre ai miracoli. Non è che qui i miracoli non ne siano accaduti, ma abbiamo poche testimonianze di questo. Invece abbiamo tante testimonianze di conversione avvenute qui. E partiamo dalla conversione di Alessandro, avvenuta nell'anno 253. Qualcuno dirà: ma chi era questo Alessandro? Alessandro, tanto per dirlo in termini semplicissimi, fu colui che martirizzò materialmente i tre santi di Lentini, Alfio, Filadelfo e Cirino.